Agrigento e il suo centro storico si presenteranno agli operatori turistici attraverso un Educational Tour e un workshop per gli operatori turistici con l'obiettivo di allungare la stagione turistica e conquistare nuovi mercati. Il Walking Tour Educational è in programma il 28 e il 29 maggio prossimo e vuole essere una vetrina aperta per la scoperta e la valorizzazione del centro storico di Agrigento e di come si presti a itinerari non solo culturali. L'iniziativa portata avanti dall'assessore al turismo del comune di Agrigento, Franco Picarella. Allora, 28 e 29 un Walking Educational Tour insieme a 15 operatori specializzati in incoming di turismo straniero. Li porteremo in giro nel centro storico perché vogliamo sviluppare la destinazione appunto del centro storico, lo faremo insieme al Consorzio Turistico Valle dei Templi, a Fiavet e all'Arcidiocesi. Di fatto ci sarà appunto far conoscere a questi operatori, farle rimanere ad Agrigento, far conoscere le nostre particolarità, le particolarità del centro storico e poi il giorno 29 a Palazzo dei Filippini l'appuntamento con la conoscenza di tutti i soggetti che offrono servizi turistici nella città di Agrigento. Quindi invito tutti i seller che naturalmente sono interessati ad incontrare questi operatori di iscriversi nel form e quindi di vederci e quindi di cominciare ad attivare quelle che sono delle promozioni specifiche per la città di Agrigento. Quindi un momento importante per chi vuole partecipare, cosa deve fare? Per partecipare deve iscriversi il form che abbiamo inviato a tutte le strutture turistico-ricettive, ai ristoratori, agli agenti di viaggio, alle guide turistiche, basta iscriversi e quindi si creerà l'appuntamento con i soggetti e quindi con il tour operator che i nostri operatori a cui sono interessati. Assessore, il post-Covid com'è? Stanno già arrivando segnali positivi o no? Almeno dalla sua cabina di regia cosa ci può anticipare? Ma comincia sicuramente un interessamento alla destinazione Agrigento, naturalmente siamo ancora in una fase embrionale perché comunque gli spostamenti sono ancora molto complicati, però c'è un piccolo interessamento appunto da parte dei turisti nello sceglierci da un punto di vista appunto per la loro vacanza, quindi siamo abbastanza fiduciosi.